Arriva da Bologna, ma per Antonio Sbordone, neoquestore di Venezia, è un ritorno in Veneto. È stato infatti questore di Padova prima di reggere la questura felsinea. Nell'incontro con la stampa ha sottolineato l'importanza dell'ascolto delle esigenze di sicurezza della comunità. Abbiamo delle comunità esigenti, giustamente esigenti, che percepiscono la sicurezza come un valore assoluto tra i primari, e ho aggiunto anche la serenità come un valore importante. Si ha l'aspettativa di vivere in modo sicuro e anche in modo sereno, di non essere preoccupati quando si sta per strada o si lavora o comunque si compiono le attività quotidiane. E noi dobbiamo essere in ascolto, intendendo dire che qualora percepiamo che questa sensazione di sicurezza e di serenità non c'è, dobbiamo sforzarci di fare del nostro meglio. Venezia è una città, Venezia è centro storico di grandi eventi, quindi ha questo elemento in più, no? Che la comuna se vogliamo, a Roma piuttosto che a Milano. Ci sono tanti eventi internazionali. Credo che sia uno degli impegni prioritari questi, lo so, insomma, che ci impegneranno sotto il profilo della sicurezza, innanzitutto di personalità importanti di livello internazionale che vengono qui. Dovremo fare dare buone prove per quanto riguarda anche l'organizzazione naturalmente dei servizi, conciliando appunto quella che è l'organizzazione con la sicurezza. Non essere invasivi, ma essere sempre molto attenti e presenti, perché insomma, non voglio ripetere cose banali, trite e ritrite, ma Venezia è veramente una vetrina internazionale, per cui mi è ben presente questo. La città, insomma, non si possono nemmeno fare commenti riguardo alla bellezza di questo posto. Sono molto contento di essere arrivato qui. Come dicevo prima, conosco, anche se parzialmente, la realtà veneta, essendo stato a Padova per qualche anno come questore. Per me è un ritorno, sono molto contento. La prima impressione è assolutamente positiva. Per quanto riguarda la questura, la polizia mi sembra un gruppo ben armonico, armonioso, omogeneo, che è stato ben guidato fino adesso, e quindi proverò a dare il mio contributo.